approfondimento di QDP News con la rubrica Medioevo Veneto. Ancora una volta siamo in compagnia dell'avvocato Danilo Riponti nella sua sottorubrica Medioevo Veneto alla conoscenza di Giovanni da Vidor, una figura che abbiamo già imparato a conoscere, l'abbiamo conosciuto nell'ultimo appuntamento, eravamo ad Anzù di Feltre nel santuario dei santi Vittore e Corona ed oggi invece siamo nella splendida Vidor. Siamo a Vidor, siamo in territorio longobardo. Nel Medioevo questa area fu interessata da una forte, importantissima presenza longobarda. Una presenza che ha trasformato la cultura delle comunità e si è collocata in maniera significativa in aree molto importanti e strategiche, oserei dire, del nostro territorio. Una è questa, è questo passaggio, questo guado sul Piave, che è antichissimo e che è il senso e la dimensione e la motivazione dell'interesse che i Longobardi riservarono a questo territorio. Vidor. Da che cosa deriva questo nome? Alcuni antichi storici ritengono che sia eco proprio del passaggio delle reliquie di San Vittore nel IX secolo. Abbiamo constatato che le reliquie che dalla Siria sono transitate a Cipro e poi a Venezia sono arrivate ad Anzù di Feltre, nello splendido santuario, il martirio di San Vittore e Corona, proprio esattamente attraverso questa ipotesi di percorso. Qui c'era il guado e il guado probabilmente, che poi ha consentito l'arrivo delle reliquie nel martirion, è stato denominato dal passaggio di San Vittore, un'ipotesi affascinante, un'ipotesi non consolidata, ma un'ipotesi di grande interesse. Longobardi erano i cavalieri che nell'8 agosto del 1106 decisero di affidare quest'area, questo splendido sito sul Piave, ai monaci pomposiani, con una donazione, uno strumento molto complesso, elegante di diritto medievale, opera del notaio Arginulfo. Questa area viene donata da Giovanni Gravone o Granone da Vidor e da altri cavalieri, tutti di origine longobarda, al frate abate Geronimo di Pomposa. Qual è il motivo di questa donazione? Giovanni da Vidor, Giovanni Gravone o Granone da Vidor, è tornato dalla crociata. Fu uno dei protagonisti della liberazione di Gerusalemme. Torna con delle reliquie preziose e Giovanni da Vidor ritiene che le reliquie preziose debbano essere ospitate qui. Sono le reliquie di Santa Bona Egiziaca. La santa arriva transitando da Treviso. Durante un percorso così risalente nella Marca, a Treviso perpetra, realizza una serie di miracoli veramente sorprendente, tant'è che un quartiere di Treviso, dove si era fermato il convoglio con le reliquie, viene dedicato proprio a questa santa. Ma com'è possibile che Giovanni da Vidor torna nel 1101 e dona l'abbazia ai Pomposiani nel 1106, quando abbiamo visto ad Anzù di Feltre che nel 1096 era consumato dalla vecchiaia, tant'è che il figlio vescovo Arpone di Feltre lo affidava appunto ai santi Vittorio e Corona. La spiegazione è piuttosto semplice, anche se è ipotetica, appare piuttosto fondata. Non si trattava dello stesso Giovanni da Vidor. Giovanni era un nome ricorrente nella famiglia dei Vidor, Giovanni Gravone e il suo figlio Volfardo, Giovanni Maliacera ed è citato Ezzelino, figlio di Giovanni Maggiore. L'ipotesi che io credo avvalorabile è che proprio Giovanni Maggiore fosse il Giovanni da Vidor di Anzù di Feltre, che era morto probabilmente nel 1096 stesso
e il nipote Giovanni Gravone da Vidor è il cavaliere crociato che torna con le reliquie di Santa Bona. Santa Bona, però questo era il suo nome latino, mentre era una principessa egiziana e in Oriente è più nota come Santa Cordamunda o Cordimunda. Ed ecco che questo divenne il centro della spiritualità di questo territorio. E che sia il centro della spiritualità può essere confermato anche da quello che è stato l'iter che le reliquie conobbero, l'iter storico, nei secoli a seguire. Perché, come è noto, questa abbazia fu praticamente distrutta nel corso della Prima Guerra Mondiale e queste reliquie erano state perdute. Fu soltanto un fatto quasi miracoloso di un militare, un artigliere, che trovate queste ossa e pensando che fossero delle reliquie di famiglia di coloro i quali si erano resi acquirenti dopo il 1774 dell'abbazia, le portò alla principessa Alfonsa Miniscalchi, la quale invece, essendo le reliquie avvolte in una particolare bambagia gialla, le riconobbe immediatamente come le reliquie della santa e le reliquie furono riposizionate. L'abbazia conosce un momento tragico nel corso della Prima Guerra Mondiale. È al centro del scontro più cruento tra l'armata italiana e l'armata austro-ungarica, viene praticamente distrutta. Viene distrutta quasi completamente. Tutto quello che vediamo è in realtà un rifacimento del 1923. La ricostruzione è molto fedele perché l'impianto in realtà è stato rispettato e grazie a questa cura della sovrintendenza abbiamo la bellezza magnifica di questo chiostro, che è di un fascino incredibile e particolarmente interessanti sono le colonne ofitiche che voi potete notare, le colonne annodate. Queste colonne ofitiche, quasi che ci fosse un serpente che le annoda, sono delle colonne molto significative e rappresentano un passaggio culturale molto importante con le conoscenze architettoniche medievali, che erano conoscenze anche ricche di simbolismo e financo di esoterismo. Qui c'è la tradizione dei maestri comacini e questo legame, che si presta peraltro a tante letture e anche molto complesse, in massima sintesi sta a simboleggiare l'unione del corpo con lo spirito e quindi il fatto che, presa molto alla larga, potrebbe essere un richiamo addirittura alla resurrezione dei corpi, non soltanto alla dimensione spirituale, ma anche alla dimensione carnale della vita del cristiano. Ma le motivazioni sono molte e numerose. E trovo questa spiritualità sintetizzata meravigliosamente in una poesia breve che volevo leggervi e che è stata scritta da un frate, da un servita. I serviti sono l'ordine di Maria che serve ancora oggi a Santa Maria di Follina. E l'abside dice: io sono il confine della tenebra, e la facciata dice: io sono la muraglia del cielo, e il rosone dice: io sono l'occhio di Dio sul mondo, e la navata maggiore dice: io sono la via lattea del Signore, e le colonne dicono: noi siamo la selva immobile, e la volta sopra l'altare dice: io sono l'arcobaleno eterno, e l'altare maggiore dice: io sono la mensa della vita, e il tabernacolo dice: io sono l'arca del silenzio, e il tetto dice: io sono il limite dello spazio, e la cella dice: io sono la camera segreta dell'amore, e la sacrestia dice: io sono il vestibolo delle nozze, e la cripta dice: io sono la stiva dei corpi che dormono nel Signore. Ecco, tutto questo io trovo in questa splendida abbazia di Vidor.